siamo? Chi lo pronuncia? Pronuncialo. Siamo in viaggio per la Croazia a bordo di questo Laika Ecovip 4009. Lasciamo Dubrovnik, dove vi abbiamo portato nel precedente vlog, percorrendo la statale numero 8 in direzione nord. Pronuncia questo? Smologne. Per i primi 100 km viaggiamo sempre lungo la costa e per l'altra metà del viaggio prendiamo la E65 per aumentare un po' il ritmo. Ragazzi, abbiamo passato una cittadina bellissima, Stone, mi piace anche il nome con tutte queste mura incredibili. Andrea diceva sembra una marostica gigante. Incontriamo molti paesi, tra cui Stone, che meriterebbe una sosta, ma purtroppo non abbiamo tempo, la strada per Almissa è ancora lunga e vorremmo arrivare con ancora la luce del giorno. Oggi una bella cavalcata di un paio d'ore, la strada è stata bellissima, tutta liscia, vuota, anche perché domenica pochi camion. Raggiungiamo Almissa nel tardo pomeriggio. La strada per Almissa sbuca dall'alto della montagna rocciosa, sovrastando il borgo e la baia. Che spettacolo sto posto, ragazzi! È bellissimo! Mi ha fatto bene a venire qua. Sì, Almissa. Almissa. L'ho visto proprio guardando l'itinerario, questo posticino, no? Col fiume che si incontrava proprio sul mare, questa montagna rocciosa. Ho detto, madonna, deve avere un fascino. Guarda, wow! Ci basta svoltare sul versante del mare per restare stupiti dal sipario che si apre sotto di noi. Anche stavolta abbiamo la percezione di aver scelto bene. Abbiamo scelto questo paese perché si trova ad una distanza perfetta come tappa giornaliera e inoltre alcune foto trovate su Instagram ci hanno incuriosito. Sembrava un posto carino e a giudicare dal primo impatto non ci siamo sbagliati. L'unico camping aperto è una struttura immensa. Notiamo che anche qui ieri ha fatto burrasca. Ci prendiamo una piazzola a prezzo stracciato e anche se bar e ristoranti sono chiusi, le 4 stelle del camping le apprezzeremo tantissimo per i servizi igienici. I bagni sono vere e proprie stanze, concepiti come quelli di casa, tutto super pulito e riscaldato, davvero confortevole. Mamma che campeggio, ragazzi! Il campeggio più bello di tutto il viaggio. Guardate dove abbiamo parcheggiato. Ah, questo è il ristorante bar? Era tutto un compleanno, Ha una festa privata, per esempio. forse sì, perché ieri sera era ancora illuminata, vedi che sono ancora palloncini. Quindi non possiamo usarlo noi. No, non serve. È tutto chiuso, c'è anche la piscina vuota, però è bello così. Sì. Qua ci sono le casette sul mare, guarda. Bello, Tango? È preso da quel segno là. Mi piacciono i puntini. Lunedì 21 novembre e questa è la spiaggia di Almissa, il campeggio più bello che abbiamo trovato in questo viaggio. Sì, è bellissimo, siamo proprio sul mare, cosa volere di più, con dietro anche la montagna, quindi è fantastico, un sogno. In voglia anche a fare il bagno, soltanto che l'acqua è proprio marmatissima, ghiacciata. Tango è felice, oggi è proprio una bella giornata dopo tanta pioggia. Siamo contenti perché siamo riusciti a fare anche delle immagini veramente belle per Laika che ci accompagna in questo viaggio, per cui ieri è stata un po' la svolta da quel punto di vista là, dal punto di vista lavorativo, e quindi oggi siamo anche più rilassati e ce la godiamo. Però devo dire che anche se abbiamo trovato delle giornate brutte, Laika ci ha tenuto proprio coccoli, cioè Sì. siamo stati da Dio. è un super mezzo. Sì, è un sogno. Scalda ancora il sole, eh? Ah. Così perfetto.
Il campeggio è deserto, troviamo soltanto altri viaggiatori inglesi e tedeschi. Scambiamo 2 parole con la coppia inglese arrivati fin qui con il loro mega camion e 3 cani. Ci raccontano che proseguiranno verso Roma per poi imbarcarsi per Madrid e da lì gireranno la Spagna per poi tornare in Inghilterra. Noi a confronto è come se fossimo usciti per andare alla pizzeria sotto casa. Facciamo 2 passi per il borgo di Almissa, anzitutto con lo scopo di vedere se troviamo un posticino dove poter cenare questa sera. Dopo tante sere in camper è arrivato il momento di assaggiare un po' di cucina locale e poi per perderci tra i vicoli di questo antico borgo. Mi dà l'impressione che in antichità sia stato un covo di pirati. Ristorante come richiamo. Infatti è proprio così. La storia dei pirati di Almissa pare essere precedente a quella dei pirati Uscocchi e praticamente identica come trama. Grazie alla posizione strategica di questo piccolo borgo protetto dalle Alpi Dinariche e arricchito dal passaggio del fiume Cetina, che serviva come da pista per lasciare il mare e rintanarsi tra queste rocce, i pirati di Almissa riuscivano sempre ad avere la meglio su galeoni e flotte ben più grandi di loro. Con piccole e agili imbarcazioni assalivano tanto rapidamente quanto spietatamente ogni nave che osava attraversare l'orizzonte di queste acque. E pensate, riuscirono a tenere sotto scacco per 4 secoli potenze come Ragusa Vecchia, ovvero Dubrovnik, dalla quale veniamo adesso, e la potentissima Repubblica di Venezia. Tutto questo in un borgo così piccolo e oggi tanto accogliente. Fa strano però pensare che tra questa gente scorra ancora il sangue di quei temibili corsari dell'Adriatico. Guardate che bello il locale dei pirati, ragazzi. Siamo soli, abbiamo già spolpato un pescione, ci sono tante belle verdure, tante belle cose. Ciao Susa. Poi vi raccontiamo che questa è la cena ad Almissa e per ora siamo nella serata più bella di sempre in questo viaggio qua. Buon appetito! Qua la tempesta continua, ormai è mattina. Oggi siamo bucati per davvero, secondo me. Sì, sì. Non so se migliora, Non migliora, mi sa tempesta così dappertutto. Dove vai? No. A tratti sono raffiche pazzesche. Ci ha portato via il tappeto fuori. No, Pesa 10 kg bagnato quell'affare di legno, l'ha spostato. Ma io sono sveglio dalle 4. Da quando ho iniziato a tirare forte. Non so che altitudine siamo. Oggi so che nel Lazio e poi anche al sud tenevano le scuole chiuse, hanno dato allarme. Quindi saremo più o meno alti uguali. Vediamo tra un po', dai. Ho portato via di nuovo il tappeto, guarda. Ogni volta che stacco la ripresa arriva un uragano vero e proprio per far... Cioè vorrei far vedere che situazione è, capito? Ma ancora non sono riuscito a riprenderla, arriva a momenti improvvisi. Stai tranquilla. Ora vado a recuperare il tappeto. Ciao Camillito. Bravo, stai giù, cucciotto, Aspetta. Dai, vieni a fare i pisciotti, dai. Dai, vieni a fare i pisciotti, veloce. Dai, pisciotti. Su.
Dovevamo partire oggi, siamo rimasti un giorno in più, causa maltempo per sicurezza, perché abbiamo visto che in Italia c'è un bel uragano e alcune spiagge sono state mareggiate. E anche qua. E allora noi ci siamo allontanati dalla costa, dal mare, perché è venuto su di 1 metro e allora ci siamo messi qua al sicuro e ci hanno regalato questa giornata, sono stati gentili. Sono stati carinissimi. Per mettersi in viaggio, ragazzi, con sto tempo non è proprio il caso, è brutto dappertutto e quindi Guarda che quanto è salito. Noi eravamo lì con il camper, dove poco più su del bidone. mamma, guarda com'è salita. È salita in 10 minuti, è salita su. Abbiamo fatto bene a spostarci. Direi proprio di sì. Tira un vento, ragazzi. Altrimenti bufera. stanotte ci trovavano che galleggiavamo in acqua. Guarda come sta venendo su. Cavolo, avevo fatto le foto dove c'era il bidone che porcheggiavo, perché insomma avere il bidone in mezzo nella foto era il massimo, e adesso è in acqua. Ci siamo messi là adesso. Siamo lì con le ruote sull'asfalto, pronti a scappare nel caso arrivasse il mare grosso, perché qua comunque è tutto piano, quindi ci mette un attimo a arrivare, se arriva. Però la ragazza del camping ha detto che qua non sono previste mareggiate, quindi erano abbastanza tranquilli, hanno detto potete stare tranquilli al sicuro là più vicino. Bene, dai, vediamo stanotte. Riprendiamo la strada e ci accorgiamo subito che a seguito di questa ultima tempesta siamo entrati in un'altra stagione. Ormai è decisamente inverno. Incredibile la neve, ci mancava. L'abbiamo vista in Croazia. Ma ci aspettano ancora 2 posti che sono assolutamente da non perdere. L'isola di Krk e infine Vzar, entrambi con dei panorami stupendi e atmosfere indimenticabili. Perché l'Istria secondo me è la parte più bella della Croazia. Allora vi aspettiamo nel prossimo e ultimo vlog di questa serie di viaggio in Dalmazia. Iscrivetevi al canale e non mancate! Ma che posto! Figo! Restiamo qua. Ecco! Accidenti, averlo saputo. Bisogna riconsegnare il camper.